Allora, rimedi di vario genere per combattere questa situazione, speriamo che sia anomala e rara, però intanto presente, di siccità. Quali possono essere attuabili? Cosa state attuando? Leggo un altro messaggio che stanno arrivando: bisognerebbe fare massiccia informazione sul risparmio dell'acqua e su tutti i metodi da adottare nell'utilizzo quotidiano, ma come sempre bisogna prima sprofondare nel problema e poi cercare di salvare il salvabile, ma è sempre tardi. Allora, è il primo. E questo cittadino ha centrato proprio il primo. La nostra produzione di acqua e distribuzione di acqua dipende da quanta noi cittadini ne chiediamo. Quindi noi produciamo, il nostro sistema di produzione dell'acqua e di distribuzione dipende dalla chiamata del cittadino. Effettivamente in Italia abbiamo dei consumi quasi inspiegabilmente doppi rispetto alla media europea. Consumiamo circa 222 litri per persona e la media invece europea di 125 litri per persona. Quindi noi effettivamente consumiamo tantissima acqua rispetto alla media. Stiamo parlando esclusa l'agricoltura? Parliamo solo idrico. Questa è una precisazione effettivamente importante. Parliamo soltanto dell'idrico, perché dell'acqua dolce prodotta in natura quasi il 60% è destinata al comparto agricolo. Al comparto idropotabile, quindi acqua da bere per gli usi domestici, viene assegnato circa il 20% di quest'acqua dolce, poi il residuo 20% è a usi industriali e raffrescamento di produzioni per l'industria. Quindi il 20% della risorsa prodotta in natura è destinata all'idropotabile. Quindi effettivamente uno dei primi tasselli di questo gioco di squadra che tutti dobbiamo fare è quello dell'ottimizzare anche l'uso nostro quotidiano. In questo senso anche l'ordinanza del Presidente della Regione, che comincia a partire dal primo di questi tasselli, che è quello della sensibilizzazione a un uso consapevole e sostenibile di questa risorsa. Più l'utenza chiama, più noi dobbiamo produrre. Meno l'utenza chiama, più possiamo ottimizzare il prelievo. Questo è il primo tema che è appunto in linea con quanto ha cominciato a scrivere anche il Presidente sul tema della siccità. Buongiorno, io insegno ai miei figli di 5-3 anni che l'acqua non va sprecata mai, dovrebbero farlo in tutte le famiglie. Grazie per l'argomento molto attuale e sensibile, scrive Franca. E questo in linea con quello che si diceva prima. Tecnologie applicate, ci sono delle tecnologie particolari? Ecco, il secondo modo è quello appunto che dicevamo, parte dei gestori, cioè ridurre le perdite della rete, quindi cercare di fare tutto il massimo degli investimenti e per far fronte alla siccità soprattutto mettere in interconnessione le fonti. Cioè fare in modo che non ci siano dei territori che sono dipendenti da un unico punto di produzione, soprattutto facendo tesoro di quello che è successo l'anno scorso, per non trovarci nella stessa situazione nell'estate che sta per arrivare. Quindi la scorsa estate, per esempio, per fare un caso concreto, per spiegarmi bene, abbiamo avuto il problema del cuneo salino nel Po. È arrivato a 30 km dalla foce e ha cominciato ad arrivare alla nostra centrale di potabilizzazione. Abbiamo dovuto in fretta pensare ad un sistema di dissalazione. Perché non era previsto? Che non era previsto, perché è una cosa veramente straordinaria. L'avevamo previsto nei nostri piani emergenziali, ma di fatti era una misura emergenziale. Abbiamo dissalato, quindi siamo riusciti a dare un'acqua accettabile alla popolazione, ma quella non è la soluzione strutturale. La soluzione strutturale invece è portare l'acqua che vi dicevo prima, preziosa, di Camazzola, da questo campo Pozzi, verso anche i territori più a sud. Quindi questo ci arriva attraverso un sistema acquedottistico che si chiama Sistema Acquedottistico del Veneto Centrale, in sigla SAVEC, l'avrete magari letto da qualche parte. È un sistema che ha messo in progettazione e in esecuzione la Regione del Veneto già tantissimi anni fa, sta all'interno del modello strutturale di tutto il Veneto che si chiama MOSAV. Sono opere che sono state completate dalla Regione attraverso la propria partecipata, che ha ceduto a noi gestori che utilizziamo l'acqua, che abbiamo messo in funzione già da 2 anni. Adesso per quanto riguarda il Polesine, quest'acqua arriva nel lato nord del fiume Po
E in questi giorni stiamo per partire con una trivellazione orizzontale controllata, cioè stiamo spingendo un tubo sotto l'alveo del fiume per una lunghezza bella importante di circa 1 chilometro e per sbucare dall'altra parte del fiume Po per distribuire l'acqua dalla centrale di Ponte Molo, che era quella interessata dal cuneo salino, al territorio senza più produrla dal fiume. Quindi questo è un intervento di interconnessione di quel punto di produzione con un altro punto di produzione e che potrà portare acqua che non correrà più il rischio del cuneo salino. Quindi, quindi agire a monte e evitare poi le conseguenze. A proposito di cuneo salino, la desalinizzazione di cui si è parlato, se non altro per scopi irrigui in agricoltura, come avviene in certi paesi, zone desertiche, Israele e tanti altri, è possibile? È una cosa fattibile da pensare o no? Sì, allora io penso che la desalinizzazione sia una misura non strutturale, ma una misura straordinaria, emergenziale. È stata provvidenziale l'anno scorso per poter dare acqua potabile ai cittadini, ma non lo annovererei tra gli interventi strutturali da fare, perché altri sono, secondo a mio avviso, le opere importanti da realizzare. Desalinizzare significa avere un costo di produzione dell'acqua che è dalle 10 alle 15 volte quella del costo di produzione attuale in media da plurime fonti, quindi contando sia il costo di potabilizzazione che il prelievo da risorgive o da pozzi. Quindi il prodotto agricolo in sé per sé dovrebbe costare molto di più, perché costerebbe tantissimo di più. E poi non è irrilevante dal punto di vista ambientale, perché tu togli il sale dall'acqua, ma questo sale da qualche parte lo ributti, per cui ci sono esperienze in altre parti del mondo dove effettivamente c'è poi un carico salino, un'acqua che diventa molto molto carica di sale, perché l'acqua che viene tolta per renderla potabile viene comunque rilasciata in ambiente da qualche parte, e quindi ha anche qualche problema negli ecosistemi. Se è una misura straordinaria e circoscritta a periodi molto brevi nel tempo, quindi in caso di siccità in periodi estivi, è una misura percorribile, ma non in maniera strutturale. In maniera strutturale bisognerebbe fare degli altri tipi di ragionamento, a mio avviso, anche perché bisognerebbe partire dai dati, perché adesso noi abbiamo una sensibilità particolare dalla siccità, ma noi a Padova abbiamo un dato straordinario, abbiamo la più estesa rilevazione delle precipitazioni al mondo. Cioè? Un signore dal 1725 ha cominciato a calcolare, a misurare quanta era l'acqua caduta nel nostro territorio, quindi noi viviamo 400 anni di rilevazione della piovosità. E che cosa è emerso? Ed emerge un dato che fa molto pensare, cioè emerge che la quantità di precipitazione nel corso di questi 400 anni è stata pressoché la stessa. Cioè, dal punto di vista quantitativo, l'acqua che cade alternando periodi siccitosi a periodi di grande piovosità. Ma questo non vuol dire che non è in atto il cambiamento climatico, perché se noi guardiamo degli altri dati, guardando le precipitazioni dell'ultimo periodo e vedendo come si sono sviluppate, vediamo che la violenza delle precipitazioni in alcuni periodi è molto ma molto più elevata e sempre più elevata rispetto al passato, quindi c'è in atto un cambiamento climatico non sulla quantità di acqua in senso assoluto, ma di come questa arriva a terra. Certo. Quindi ci sono dei periodi di enorme piovosità ad altri alternati di lunghissima siccità, come quello a cui stiamo assistendo. Quindi bisogna fare in modo effettivamente, ed è un tema di cui ho sentito trattare anche nelle vostre trasmissioni spesso, di come trattenere l'acqua. Quindi come conservarla quando arriva, quando c'è, trovare quindi fare più invasi possibile, quindi questo è importantissimo. Perché in bolletta non ci sono gli indicatori di analisi dell'acqua? Ci sono. Ci sono, ecco. Ci sono in tutte le bollette, e nelle bollette ci sono le analisi dell'acqua, e queste vengono anche caricate in automatico e anche su tutti i nostri siti. Se voi nel sito cliccate proprio nella mappa sopra il vostro comune e cliccate, vi viene detto qual è la fonte di provenienza dell'acqua del vostro comune e anche che analisi sono aggiornatissime
Confermo, l'ho controllato prima, Viveracqua, nel sito di Viveracqua si vede tutta questa panoramica, si possono vedere proprio i comuni, la falda e tutta la zona di prelievo e anche tutte le percentuali e i parametri di riferimento, tra l'altro, anche questo è interessante. E quindi può essere anche utile, insomma, fare delle valutazioni rispetto all'acqua che magari uno prende in bottiglia, no? Che pensa che sia magari un'acqua particolarmente e invece poi tutto sommato, salvo le caratteristiche magari di calcio o sodio, ci troviamo lì. Allora, proprio per chiudere, l'auspicio che possa piovere, ma i pronostici non sono in questo senso, quindi che stagione si preannuncia per voi? Proprio con la Regione abbiamo fatto appunto tesoro di quello che è successo la scorsa estate e abbiamo approntato, oltre al piano emergenziale, stiamo lavorando con i tecnici regionali per approntare anche completare dei lavori che noi chiamiamo di fase 2, cioè appunto interconnessioni di fonti e lavori sulla rete che ci consentono di arrivare un po' più sereni alla prossima estate, che serena non è dal punto di vista dei dati meteorologici, non lo è affatto. Siamo ovviamente in situazione di emergenza, ma delle opere nuove di interconnessione le abbiamo fatte. Il problema l'abbiamo già visto già da fine febbraio, perché avevamo a fine febbraio delle rilevazioni della portata, per esempio dell'Adige, che era già a 83 metri cubi al secondo. Perché è un dato che noi ci allarma? Perché noi a 80 metri cubi al secondo sappiamo che può verificarsi l'intrusione del cuneo salino. E difatti, settimana scorsa, la centrale di potabilizzazione di Cavanella di Veritas, i tecnici hanno dovuto chiuderla perché c'era già cuneo salino. Quindi effettivamente siamo già in situazione di allarme. Anche in tal caso, come è stata salvata la popolazione? Attraverso l'acqua del Save, che c'è quell'acqua che dicevamo da Camazzole, che è per fortuna interconnessa da 2 anni che quest'opera è stata collegata a questi territori, quindi un'opera preziosissima. Ecco, non arriviamo in affanno per la situazione, però tante cose, tante opere importanti che si sono sviluppate in più e più anni sono state cercano di fare. Io, Presidente e direttrice, io la ringrazio tantissimo per averci dato questa finestra di apertura e soprattutto di comprensione, ma anche di informazione molto importante, di sensibilizzazione. Poi magari ci saranno anche altre circostanze per dare anche istruzioni per l'uso, come ci sollecitavano i nostri telespettatori. Io la ringrazio, le auguro buon lavoro e a voi cari telespettatori vi ringrazio di aver partecipato con i vostri messaggi, scriveteci le vostre mail e naturalmente rivedete la puntata in replica nel nostro sito internet. Grazie. Grazie.